La montagna veneta è scesa a Venezia per lanciare un forte messaggio dopo i gravi danni subiti dal maltempo di fine ottobre, che le piste da sci del comprensorio dolomitico saranno tutte aperte, alcune già dal 30 novembre e successivamente per il weekend dell'Immacolata dell'8 dicembre le altre. L'apertura degli impianti sciistici e della stagione invernale per noi è sicuramente un punto di partenza e un segnale del territorio che si è ripreso, forse un primo importante segnale. Oggi siamo scesi a Venezia, la montagna veneta bellunese è scesa a Venezia dopo l'uragano che c'è stato, dopo le calamità che ci sono state, per innanzitutto portare un ringraziamento ufficiale alla Regione per la vicinanza che ha avuto in quest'ultimo mese e non solo, e auspichiamo anche per il futuro, e soprattutto per dare la buona notizia che la stagione partirà regolarmente, qualcuno già a partire dall'1-2 dicembre e poi il 7 a regime tutti quanti i comprensori. Questa tragedia ci ha insegnato anche che il popolo veneto e il popolo bellunese è un popolo unito e quindi il ringraziamento da parte della Regione Veneto per tutti coloro che si sono messi insieme, che hanno fatto squadra, che hanno lavorato per ripristinare, ma che soprattutto che hanno raccolto le risorse sul territorio da donare ai territori colpiti. L'incontro a Palazzo Balbi è stato anche l'occasione per presentare un progetto finanziato da bandi regionali ed europei relativo alle Dolomiti e Venezia. Questo progetto prevede che un turista parte da Venezia, monta in corriera, arriva nelle nostre Dolomiti, prende un impianto da sci, il tutto con un biglietto unico, arriva in baita e ha un pacchetto totale di consumazione anche delle nostre bevande e dei piatti tipici. Quindi cominciare veramente a fare rete, a fare strategia, quindi montagna con pianura e città d'arte.